Il Consiglio regionale discuterà martedì prossimo il quesito referendario sulla separazione tra Venezia e Mestre. In caso di voto favorevole, molto probabile diverrà obbligatorio per legge indire la consultazione. Lo stesso provvedimento in commissione era stato approvato da tutte le forze politiche con la sola astensione del Partito Democratico. Peraltro nel PD locale ci sono anche sensibilità diverse e quindi chiediamo anche al PD regionale di tenere conto di queste sensibilità. Ormai non c'è più una guerra ideologica contro Mestre, contro Venezia e contro la loro autonomia, perché grande parte del PD locale è favorevole a dare la gestione disaggregata dei due comuni e quindi spazio alle due realtà. Dopo le proteste dei comitati per i ritardi del Consiglio nel portare in aula il referendum, l'argomento è stato inserito all'ordine del giorno su iniziativa del capogruppo a 5 Stelle Jacopo Berti, grazie alla norma che consente all'opposizione di calendarizzare il 20% degli argomenti in discussione. Siamo contenti che il Movimento 5 Stelle abbia fatto calendarizzare all'ordine del giorno il voto di meritevolezza, siamo sicuri che anche la maggioranza della Lega farà la propria parte votando quella meritevolezza che è solo un pro forma. Ora i separatisti puntano ad accorpare il referendum a quello sull'autonomia del Veneto. Sarebbe dal nostro punto di vista opportuno che ci sia un'unione dei due referendum, sia per un ovvio risparmio di costi, sia perché l'Election Day porterebbe anche a concentrare il dibattito su un tema come quello dell'autonomia che a tutti i livelli è sempre stato portato avanti a tante forze politiche. Vorremmo però che in concreto si arrivasse a dare spazio e autonomia a Mestre e Venezia, così come alla Regione Veneto.